Questa è la mostra temporanea che abbiamo in questo momento, che è dedicata a Richard Meier. È una retrospettiva dei 50 anni di carriera di Meier e dei suoi collaboratori. È articolata in 2 sale. Nelle varie sale noi abbiamo sia i modelli che i disegni originali e le foto. Ci sono tutti i progetti più importanti di Meier e ospitiamo anche una collezione di oggetti disegnati da lui, che è un aspetto di Richard Meier che pochi conoscono e che in Europa non era mai stata mostrata prima. Dal progetto della Smith House nel Connecticut fino alle opere più recenti e conosciute dal pubblico italiano, come la Chiesa del Giubileo e il controverso Museo dell'Arapacis a Roma. Per gli appassionati di architettura fino al 28 luglio l'appuntamento da non perdere è senza dubbio alla Fondazione Bisazza di Montecchio Maggiore nel Vicentino, che ospita un'ampia e inedita retrospettiva dedicata a Richard Meier. Per l'occasione il maestro ha anche lasciato in eredità alla Fondazione un'installazione per la collezione permanente che raccoglie pregiati pezzi d'arte contemporanea realizzati in mosaico. Questa è l'opera che Richard Meier ci ha lasciato per la nostra collezione permanente in fondazione. Si intitola Internal Time ed è un giardino geometrico fatto da colonne interamente ricoperte di mosaico 10x10 mm bianco. Ogni colonna ha una diversa inclinazione e questo permette al visitatore, quando vi cammina attraverso, di avere una prospettiva diversa ad ogni passo. Quindi il visitatore cammina in questo bosco, raggiunge la colonna appoggiata a terra, vi si siede e osserva l'installazione da un'altra prospettiva ancora e può osservare anche il dialogo tra questo giardino geometrico e il giardino che c'è all'esterno. Una mostra di altissimo livello, questa dedicata all'archistar americana, che impreziosisce ulteriormente la già vasta offerta culturale dell'estate berica nell'ambito del grande contenitore regionale Rete Eventi. La provincia di Vicenza ha nel suo calendario di quest'anno 330 eventi culturali che spaziano in ogni luogo della nostra provincia, nei nostri 120 comuni, proprio perché tutti i comuni sono partecipi di questa promozione culturale che viene fatta per fare cultura, per fare un arricchimento culturale dei propri cittadini, ma anche per valorizzare i luoghi, per valorizzare quelle bellezze architettoniche e urbanistiche che ci sono nel nostro territorio vicentino. Il progetto pilota l'ha tenuto a battesimo 11 anni or sono la provincia di Treviso. Oggi Rete Eventi è una realtà capace di offrire arte, cultura, spettacolo di alta qualità in ogni singola provincia del Veneto. Rete Eventi Cultura nasce a Treviso. Più che delegare alla provincia di Treviso c'è stata rubata l'idea dalla provincia di Treviso da parte della regione. Noi abbiamo accolto in maniera favorevole però questa proposta perché riteniamo che le virtuosità devono essere estese anche agli altri territori. Per cui abbiamo accolto la richiesta della regione di mettere a disposizione le nostre esperienze, le nostre capacità. Stiamo facendo un servizio importante per il Veneto. Gli eventi non sono calendarizzati, dunque, solo nelle città capoluogo, ma sono disseminati in tutto il territorio, in modo da valorizzare le tante bellezze meno conosciute e custodite da ogni provincia. Il turismo culturale collegato all'enoturismo è collegato anche al turismo della natura, questo turismo lento di cui parlava Piovene circa 60 anni fa. Qui a Vicenza è molto proficuo per il turismo, proprio perché nei weekend una fetta sostanziosa di persone vengono da altre province, da altre regioni, da altri stati per avere cultura. Ecco i 330 eventi che vengono fatti a Vicenza, per avere enogastronomia. Noi abbiamo la fortuna di avere circa 90 prodotti tipici, tantissimi prodotti DOC, le Deco, siamo la patria delle Deco in Italia, vengono anche da altre province per imparare questo percorso di valorizzazione dei prodotti tipici che abbiamo fatto qui a Vicenza. Per il suo programma specifico, Vicenza ha dunque giustamente valorizzato le sue splendide ville palladiane, ma ha dato risalto anche a destinazioni meno note, come Monte Galda, che ha ospitato all'interno del castello una 3 giorni di musica e di teatro. Questo castello nasce in epoca romana, non si può dire abbia una data di inizio precisa. Nasce in epoca romana, in effetti all'interno della corte abbiamo ritrovato la torre originaria.
Nasce perché era un punto di controllo del Bacchiglione e della strada pelosa, una direttrice est-ovest che i romani seguivano con le greggi e coi traffici mercantili. Da presidio militare il castello ha cambiato volto diverse volte nel corso dei secoli, fino a diventare nel Settecento una villa adornata con statue dei marinai ed uno splendido giardino all'italiana al posto della vecchia spianata militare. Ed è proprio nel quadrilatero interno, costruito in quell'epoca, che oggi si tengono gli spettacoli. Grande successo di pubblico per la commedia brillante L'ex marito in busta paga, messa in scena dalla compagnia vicentina Te Ama Teatro. Nel nostro percorso abbiamo un pochino attraversato con i nostri lavori tanti luoghi di questo meraviglioso Veneto che magari non tutti conoscono e sono bellissimi, come quello di questa sera. Qui è la terza volta che torniamo, quindi è una bella sensazione tornarci. Abbiamo degli ospiti graditissimi, gentilissimi, che mettono sempre a disposizione ogni anno questo luogo per delle iniziative, per cui è bello tornarci, è ormai un appuntamento fisso e ne siamo felici. Il castello è comunque parte integrante del paese e la sua sommità è vita del paese, perché non solo i giovani, ma soprattutto i più anziani, i più vecchi di questo paese, quando li incontro mi continuano a raccontare aneddoti, mi raccontano tutta la loro storia che è sempre legata a questo castello. Quindi il castello è del paese, è degli abitanti di Montegalda e il nostro compito è quello di preservarlo, curarlo, trasmetterlo alle generazioni che verranno, ma contemporaneamente far sì che sia fruibile ma ricordandosi che chiamiamolo un oggetto, è un oggetto unico, non ce ne sono altri, è solo lui e per tale va rispettato, tutelato, coccolato anche in un certo senso, comunque aperto a manifestazioni che non siano di basso livello ma devono essere alte, ma proprio perché per la sua unicità.